E stasera non ce la faccio a pigliare vita come me. Me ne vado fin da notte in un bicchiere a dormire a verità. E stasera voglio stare senza nessuno, che stasera a morire senza l'oddio che mi va bene cercare o coraggio e non ti pensare a carezzare la paura che non trema per te, che non stai male con me. A tu stai, voce bella che si ti ricorda mi fai male assai. A tu stai, tinta qua l'amore da nascondere e stasera che volessi solo a te. E stasera non ce la faccio a pigliare vita come me. Non la trovo una bugia che mi fa scendere, non ti saccio scordare. Che stasera assettata che ho pescato nel quartiere. Parli io solo, sto giurando e non mi crede che ci sta troppe te che fa innamorare, ma che ci sta troppo tempo che se ne va con te, che non stai male con me. Eccoci qua. A tu stai, voce bella che si ti ricorda mi fai male assai. A tu stai, Buon compleanno, lo sai. Grazie, 100 di questi. A tutti, grazie. Buona salute. stasera che volessi solo a te. Panorama mozzafiato, un evento importantissimo perché c'è Rosario Cimelli con me che a parte essere un grande amico mio è un grande imprenditore, è una persona seria, piena di qualità e oggi compie 50 anni e 50 anni sembrano pochi ma mezzo secolo alle spalle vogliono dire tanto e tu hai voluto regalare ai tuoi parenti, ai tuoi amici più stretti questa serata magica qui al Vesuvio. Sì, effettivamente mi sono fatto un regalo, cioè contornandomi di amici veri, quelli di spessore, perché se avessi voluto allargare la cerchia modestamente, insomma, tra conoscenti ci voleva lo stadio San Paolo, invece ho ristretto a fatica numericamente gli ospiti, perché sono quelli che ognuno di loro mi ha dato qualcosa nel percorso di questi 50 anni, tra cui in primis c'è anche l'amico mio Maurizio Palumbo. Grazie. Senti, lo sa, ma un piccolo bilancio lavorativo, familiare, di vita di questi 50 anni? No, diciamo che sono molto contento della strada che ho percorso, perché vengo dalle retrovie più fangose, per cui arrivare già alla soglia del normale già per me era una vittoria fuori dal comune. Invece grazie a Dio insomma qualche piccolo risultato l'abbiamo anche raggiunto professionalmente, ma soprattutto la cosa che mi riempie d'orgoglio è avere, come vedi, insomma, questa qualità di amici così, che vale molto di più del gradino professionale. Assolutamente. Senti Rosario, un tuo pensiero a chi lo vuoi rivolgere in questo momento? Ce ne sono un paio che non potrei, come si dice, personalizzare, però sono i primi, ce ne sono due che sono i primi. Tolti questi qua, diciamo che il pensiero mio va a tutte le persone che mi vogliono bene. Io ho pure un pochino, diciamo, un carattere abbastanza forte, per cui ahimè mi lascio alle spalle anche qualche non amico, non dico nemico perché non ne ho, però qualche non amico me lo lascio alle spalle.
Però mi compensa e mi conforta il fatto di avere voi qui questa sera, che siete di gran lunga la più grande vittoria. Poi io dalla vita, oltre ai riscontri professionali che ti ripeto ho colto, ho raggiunto, ho trovato una ragazza che mi ha dato la vita e una bellissima famiglia che è invidiabile. Assolutamente. E mi ha maturato anche come uomo. Io pensavo di essere arrivato già a un range, diciamo, di alto livello, invece poi stando con lei ho capito che dovevo ancora migliorare e penso di averlo fatto. Quindi viva Rosario, viva Patrizia, viva l'amore e ancora auguri. Grazie, grazie a tutti. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Ecco Patrizia, la compagna di Rosario, che oggi appunto compie 50 anni, come dicevamo con Rosario, in una location meravigliosa qui alla Sala Caruso del Vesuvio, e naturalmente 50 anni sono degli anni importanti. Per te che il tuo compagno cosa rappresentano 50 anni? Per me rappresenta tutto, mi ha completato, sono felice. Sono commossa di queste belle parole che lui ha detto per me, e gli auguro tutto il bene e resterò con lui a fianco fin quando vorrà. Bella, bella, e poi ci hai fatto anche, gliel'hai pure detto con un aereo, no? Sì. Ti hai fatto un regalo bellissimo, questo aereo che volava con il tuo amore scritto per lui. Allora complimenti Patrizia per avere un uomo vicino come Rosario, perché Grazie, lui è il numero uno. Sono contenta, non rimpiango nulla, rifarei tutto quello che ho fatto e basta, non ho parole, è un uomo che volevo. E questo è bellissimo, auguri anche a te. Grazie. Tell me, when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. Facciamo un applauso a Rosario Cimelli per i 50 anni. Io dico che una location così magica è difficile farla ancora più magica, invece io credo che oggi le persone che sono state invitate l'hanno resa più magica, perché non ho avvertito gli invitati, quelli là normali, ma un'aggregazione, un'amicizia, un affetto che veramente ha reso, e non è facile, questo posto è ancora più magico. E questo è grazie a Rosario che è riuscito a mettere insieme veramente persone con tanto affetto, tanta amicizia e tanta storia. E in base a questo volevo leggere questa lettera che è arrivata nell'hotel, è arrivata un'email, io l'ho trascritta, di una persona che appunto non c'è, non è potuta essere presente. Caro Rosario, 50 anni è una tappa importante della vita, sono contento che li festeggerà nel migliore dei modi e mi rincresce non poter essere presente. I miei auguri sono per il raggiungimento di ulteriori traguardi più alti. È una persona della sua abilità e di alti valori morali, ci riuscirà presto. 50 anni spesi bene, deve essere fiero del suo successo personale, ottenuto senza regali, ma con spirito di sacrificio e abnegazione, con capacità e umiltà, lealtà e correttezza. Personalmente mi congratulo perché è rimasto con i piedi per terra, sebbene il successo. Non ha mai perso la misura del buonsenso. Un abbraccio forte, forte, con stima e affetto, Carlo Rossi. Allora,
è arrivata, l'abbiamo letta, io credo che sia in effetti poi il riassunto, il succo di tutto quello che noi pensiamo di Rosario. Oggi il regalo più bello ce lo fa un grande amico, un amico nostro, ma soprattutto un amico di infanzia di Rosario, un grande artista, ma soprattutto un grande uomo che ha fatto della sua vita anche lui sempre come portabandiera il sentimento, il cuore, l'amicizia, la famiglia, e quindi è oggi qui con noi per regalarci un suo momento musicale, e col vostro applauso che noi possiamo soltanto accogliere il grande nostro amico di Rosario. Grazie. Innanzitutto vorrei anche io, prima di cercare di fare qualcosa per accontentare, soprattutto il festeggiato, il mio amico, ma poi in particolar modo, Rosario mi permette, alla sua signora Patrizia, perché noi stiamo festeggiando un grande amico mio, un grande uomo, ma nel caso di Rosario veramente ha trovato una grande donna, e lo dico con tutto il cuore perché ci tengo veramente. È difficile vicino agli uomini importanti, le donne stanno sempre un po' dietro perché ci prendiamo tutta l'attenzione noi, invece le donne che ci sopportano sono quelle che ci danno la forza poi veramente di fare delle cose belle, proprio perché noi per fare delle cose belle loro si devono sacrificare per noi, quindi siamo buoni con loro, magari facciamo i capricci, quindi io vorrei veramente un bel applauso. Io penso che la fortuna di una persona è che nella vita incontra sempre delle persone a cui veramente li vedi anche come riferimento di vita, anche se sono più piccoli o più grandi di te. Io penso che gli amici nella vita non possono essere 100, 200, ti possono volere bene e poi volere bene, ma ci sono delle persone particolari come lo sei anche tu, e quindi siccome questo è un documento e ci tengo anche che tu lo sappia. Incontrare Rosario Gimelli è una fortuna, cioè veramente è una fortuna oggi incontrare una persona che
di questi tempi parlare di amicizie com'è difficile, no? Invece con Rosario mi sembra che questo tabù non c'è, no? Voglio dire, butti a terra ogni cosa e hai la certezza di essere voluto bene, hai la certezza di trovarsi davanti una persona che ci tiene a te e che sa che tu tieni a lui. Mia cara madre, stavo trasinata, la sonda del ciumma sa, come vorrei domani dovrebbe andare, come vorrei sentire s'appugnare, e non aveva cito presente, ma stava lontino piatta via, facendo come la sera la vincina, come se ne sa buia, stessa morire. Penso alla nostra lacrima sta vedi, a noi la verità, a noi che ci piangiamo ci come amare, stupare. Una mia modesta poesia, però che mi piace molto dirla, è proprio sull'amicizia, l'amica. L'amica, che sta parola più non vale niente, ma basta avere poche conoscenze e subito si piglia una conferenza. L'amica, da fanno parte di vita. Amico, non vuoi compagni in ora. L'amica da chiamare con te e non da cercare un favore. Allora sì è un'amica, e se tu sei un'amica la presti pure cuore. Bellissima, bellissima, e quindi è dedicata a Rosario, perché Rosario è uno di quelli che proprio È dedicata all'amicizia in generale, certo, però credo che Rosario è una persona incarni tutto questo. veramente. Perché è persona leale, sincera, disponibile, umana. Io gli voglio un mondo di bene a Rosario, perché lo conosco da bambino. Rosario ha qualche anno meno di me, lo conosco da bambino. La mamma di Rosario e le sorelle penso erano delle mie fan. Io a Rosario l'ho visto portarmi il caffè nel camerino con la grazia delle persone per bene e dei ragazzi, degli scugnizzi per bene, permetti di dire. E niente, per me è stato un piacere vederlo dopo realizzato, nel suo lavoro. E tu quando vedi un amico tuo che lo conosci da tanto tempo e lo vedi realizzato è un regalo che ti fai tu stesso. Veramente io sono orgoglioso e onorato di essere amico di Rosario Gimelli. Io nasco verso casa, padre onore, io sono calde magia, sono emigrato. Un momento soltanto
parlando appunto di questa meravigliosa città, un tuo pensiero in questo momento? Ma sai, questa è una città che uno che sa scrivere un po', 2 parole, ti ispira appena la guardi. Quindi non mi meraviglio che tanti poeti l'hanno descritta. E Napoli è meravigliosa, cioè non c'è un aggettivo per descriverla com'è. Napoli è meravigliosa così, è bella com'è Napoli. Speriamo che riesce anche lei a dare ai suoi figli qualche cosina in più, che non sia solo la bellezza, ma sia un futuro, specialmente per i nostri figli che ne hanno bisogno. Ciao Rosa, un bacio a te e tutta la sua famiglia. La moglie è una donna bellissima, dolcissima, è una persona meravigliosa, perché noi parliamo sempre solo di Rosario. La moglie di Rosario è una donna bellissima, meravigliosa, e poi una grande cuoca. Ah, sì? Allora ciao, grazie Nino, ciao. Questa guerra mente cuore, quanto tempo durerà? Io penso, forse tu l'hai minacciato. Si stanno trovando a uno, giù facendo mezza città, e quando non si fa, sulla bella secca. Così sempre tu e nessuno è meglio di te. Grazie, Enzo Romagnoli. Io devo dire una sola parola che racchiude un po' tutto il senso della serata: grazie. Grazie soprattutto a un parallelepipedo, nel senso che grazie a Nino D'Angelo, ma soprattutto grazie a Gaetano D'Angelo, che è la parte migliore che io riconosco. Artisticamente io non ho mezzi e non posso dire che non è quello che è una star riconosciuta in tutto il mondo, quindi ogni cosa sarebbe pleonastica aggiungere. Io lo ringrazio per i valori che lui mi riesce a trasmettere. E quello è il bagaglio più grande che Nino D'Angelo ha. Questa serata, sapendo lui come diciamo centellina le uscite mondane, per me è un doppio regalo. Certo. Averlo qui e avere un po', diciamo, la mia famiglia, la mia mamma. Quindi io gli sarò sempre grato, oltre che già lo ero prima, ma queste sono cose che aggiungono ancora, per cui io farò tutte le corse del mondo, ma non arriverò mai a lui, quindi sono sempre a meno, nel senso che sono debitore sempre verso Nino D'Angelo. Siamo nella sala interna qui di questa meravigliosa sala, appunto qui all'Hotel Vesuvio, sempre con Rosario e soprattutto con un grande amico di Rosario che è il signor Antonio Ferrieri. Come sta soprattutto? Benissimo, grazie. Oggi ancora sono più allegro in virtù che chiaramente sono in presenza di un amico fraterno. Cosa vuol dire amicizia fraterna? Cosa vuol dire? Cioè, siccome che fortunatamente un po' in tutte le interviste, un po' tutti gli umori che ho raccolto di Rosario, a parte il professionista e l'imprenditore di qualità che è, parlano tutti proprio di questo, cioè di amicizia, di interiorità, quindi vuol dire che c'è veramente qualcosa di nobile, di speciale in Rosario. Rosario è una persona sincera, sicuramente Rosario se eventualmente, seppure uno gli può essere antipatico o può avere, Rosario è il tipo che non riesce a trattare quella persona. Rosario se ti tratta vuol dire che eventualmente sei entrato nel cuore di Rosario e questo è un fatto che sicuramente non è da tutti
io voglio bene a Rosario perché a parte noi normalmente si dice che gli amici sono quelli d'infanzia perché sono amici disinteressati. Noi nonostante ciò siamo diventati amici per un rapporto lavorativo e spesso, molte volte quando c'è un rapporto lavorativo c'è l'interesse chiaramente dell'amicizia. Noi pur dopo finito il rapporto lavorativo, perché giustamente ognuno cerca di guardare chiaramente le proprie aziende, i propri interessi e cose, a noi io non dico che si è fortificato, è nato, è uscito fuori quello che veramente provavamo l'uno con l'altro. Ed è una cosa che io glielo dico sempre. Io ho avuto delle azioni da lui che forse la mia famiglia non me l'hanno fatta e ne sarò sempre riconoscente, ma riconoscendo non perché non solo per questo, chiaramente, per il modo come chiaramente lui si è per la lealtà, per l'anima, per i valori che ha dimostrato. Siamo in compagnia del dottor Dario Termini, che è appunto il proprietario del caffè del professore, dove appunto Rosario è uno di quelli che porta questo brand e questo marchio avanti, insomma, nel centro-sud in maniera veramente eccezionale. E poi siamo anche in compagnia con il responsabile Gaetano Triolo, è responsabile commerciale dell'azienda, è da 30 anni che conosciamo Rosario e quindi siamo lusingati di essere qui insieme a lui per festeggiare il suo 50°. Complimenti veramente, perché Rosario lo merita, sia per la collaborazione commerciale data, ma perché proprio lui, l'ho detto poco fa, per noi rappresenta la famiglia, perché siamo qui in famiglia e quindi sì, d'accordo, lui ha collaborato e collabora a grandi livelli perché ha portato il nostro marchio, il nostro nome qui a Napoli ai vertici, ma soprattutto per noi è l'uomo che rappresenta veramente la famiglia Termini e quindi siamo contenti di essere qui insieme a lui. Questo diciamo che è un po' il messaggio che passa da tutte le persone in cui io intervisto, cioè che prima del professionista c'è l'uomo. Lei, signor Dario, io ho curato un reportage, uno spot dell'azienda, ricordo Rosario che mi faceva vedere lei un po' più piccola e suo padre che era innamorato e faceva insomma tutte quelle foto bellissime antiche. Ecco, un ricordo della sua azienda è quella che è. Guardi, Gimmelli è cresciuto con noi. Mio padre quando l'ha conosciuto subito è stato, come si dice, amore a prima vista. Sa, quando una persona ha scommesso veramente su una persona al quale ha dato tantissime soddisfazioni, non solo, lui tratta il nostro prodotto come se fosse una cosa sua, come se fosse una cosa con affetto, con amore, con tanta dedizione, e lui lo ha sempre portato, ecco, nel cuore questo prodotto. Per noi non c'è miglior cosa di una persona quando una cosa lo fa con passione e con amore. Diciamo che Rosario si sente parte integrante del brand, infatti diciamo è uno di quelli che incarna a Napoli e nel centro-sud proprio il vostro brand, perché si rispecchia in maniera forte. Sì, lui è come se fosse la nostra azienda qui, quindi più di questo che cosa si deve dire? È il massimo che uno possa avere da un agente, insomma, da un responsabile. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Quindi sono 9 anni che questa ragazza mi rende felice. Sono 9 anni e mi auguro che, insomma, che ne arriviamo a 29, 30, 39, 59. Quindi siamo in una giornata particolarmente felice, e per il compleanno raggiunto, insomma, festeggiato, i 50 anni raggiunti, che per questa ricorrenza che secondo me va oltre il mio compleanno, perché Patrizia è il più importante di me. Bravo! Potenza della lirica,
dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Lo sai, io ti auguro il bene più possibile di questo mondo. Ti voglio bene, da Cino Sannino. Un abbraccio a te e alla tua famiglia, Patrizia e figli. Un bacio. Grazie. Ti vogliamo molto bene e sta sempre nei nostri cuori. Un bacio, lo sa. Auguri. Io vi ringrazio tutti, perché tutti mi avete dato qualcosa in questi 50 anni, chi consapevolmente e chi inconsapevolmente. Siete stati scelti perché parte integrante della mia vita. Vi voglio bene all'unisono e con qualche punta per una frequentazione più assidua e chi meno, ma nel mio cuore c'è posto per tutti voi. Buon compleanno Rosario! Unforgettable, though near or far, Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable Thinks that I am unforgettable too. Someone